Un ringraziamento all'Associazione Famiglie e Abilità, insomma, che è un po' la promotrice di questo progetto, che poi ha messo insieme altri enti del terzo settore e ha creato questa piattaforma. Un progetto che va nella direzione dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dell'autonomia e dei diritti alle persone con disabilità. Creare un marchio, il disability friendly, insomma, che poi troviamo all'interno, all'esterno, insomma, delle attività commerciali, in modo da identificare anche un negozio, una struttura ability friendly, quindi amica delle persone con disabilità, in cui vuol dire che non ci sono barriere architettoniche, in cui c'è un'attenzione, una sensibilità diversa, quindi anche una cultura diversa, credo che sia importante e fondamentale. Oggi abbiamo sdoganato molto per quanto riguarda l'accessibilità, le barriere architettoniche, quindi vediamo un po' dappertutto, i comuni sono molto impegnati con i PEBA, quindi con gli interventi proprio urbanistici e quant'altro, però è chiaro che dobbiamo lavorare sempre di più e sempre anche per quanto riguarda le barriere culturali, e credo che poi i due principi su cui noi dobbiamo sempre lavorare quando parliamo di persone con disabilità sono quelli dell'inserimento lavorativo e quello dell'autonomia abitativa. È un progetto che nasce nel 2017, si chiama Disability Friends e nasce dall'Associazione di Famiglie Abilità e l'Associazione Oltre il Muro di Pietro Martire. Ad oggi il progetto si è ingrandito a un cappello che è dato dalla Fondazione Ability e in collaborazione con appunto Famiglie Abilità Oltre il Muro e anche l'Associazione Ciechi di Venezia. È un progetto che nasce dall'esigenza delle famiglie che hanno ragazzi e bambini con disabilità ad oggi ci sono oltre 100 famiglie che ne fanno parte ed è un progetto che ha oltre 100 commercianti nella Riviera del Brenta e che ha l'obiettivo di crescere e di ampliarsi anche nelle altre province e anche in altre regioni. Questo progetto si articola in quali fasi? La fase della formazione, la fase della consulenza e dell'esecuzione di quelli che sono gli strumenti che poi vanno a essere facilitatori, la fase della certificazione e la successiva pubblicizzazione di essa. Comunque la basilare è proprio la formazione, perché non c'è inclusione senza? Consapevolezza e conoscenza.